Buongiorno, io sono la professoressa Alessandra Andrisani e sono la direttrice dell'unità dipartimentale di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ospedale Università di Padova. La menopausa è una fase fisiologica nella vita della donna. Oggi solamente nel nostro paese 17 milioni di donne si trovano appunto in menopausa. La menopausa è una fase di transizione dalla vita fertile ad un'età più matura. È quindi qualcosa di fisiologico, ma che si associa molto spesso a tutta una serie di sintomi che possono essere disturbanti, alterando la qualità di vita delle nostre pazienti, ma alle volte anche mettendo a rischio la loro salute. A che età è fisiologico andare in menopausa? È fisiologico andare in menopausa tra i 45 e i 55 anni. Bisogna però sapere che circa un 1% delle donne andranno in menopausa prima dei 40 anni, trovandosi in una condizione che si definisce di insufficienza ovarica precoce. E questa percentuale è destinata ad aumentare se consideriamo la grande capacità di cura dei trattamenti oncologici e quindi la sempre più ampia popolazione di cosiddette pazienti cancer survivors, cioè che sopravvivono ad una malattia oncologica ma che si troveranno ad andare in menopausa precocemente. Parliamo di menopausa quando ci troviamo di fronte ad una assenza di mestruazioni, ma le mestruazioni, per parlare di menopausa, devono essere scomparse da almeno 12 mesi. I sintomi della menopausa si distinguono in sintomi percepiti dalle pazienti, i cosiddetti sintomi vasomotori, le vampate, le sudorazioni, che portano spesso a disturbi del sonno, ad insonnia, a risvegli precoci o frequenti durante la notte, che si associano a sensazioni di stanchezza cronica, che nel tempo può portare a stati di ansia o di depressione e alle volte anche a stati di confusione mentale o di cali della memoria. Abbiamo poi la cosiddetta sindrome genitourinaria, legata a tutta una serie di disturbi che interessano di più l'apparato riproduttivo e urinario appunto, come per esempio i disturbi della minzione, la sensazione di dover urinare frequentemente, le frequenti infezioni urinarie, ma anche la atrofia vaginale, la secchezza vaginale, la difficoltà ad avere rapporti. Alle volte la donna in menopausa l'aumenta anche dei disturbanti dolori osteoarticolari. Tutti questi sintomi sono dovuti prevalentemente alla carenza di un ormone che è prodotto dalle ovaie e che diventa chiaramente carente, scarso durante la fase della menopausa, quando cioè le ovaie non funzionano più. Questo ormone è l'estrogeno. Ma l'estrogeno non è importante solamente per il benessere soggettivo della donna in menopausa. L'estrogeno è importante anche perché rappresenta un protettore rispetto al rischio di insorgenza di alcune patologie, che sono patologie appunto importanti e spesso invalidanti. Aumenta in effetti in menopausa il rischio da parte delle pazienti di sviluppare patologie cardiovascolari che possono esitare in situazioni anche molto gravi, quali per esempio l'ictus o l'infarto. L'aumento di questo rischio in menopausa può arrivare fino al 40-50%. Un'altra malattia subdola, ma il cui rischio è molto aumentato in menopausa, è l'osteoporosi, che è una malattia che porta alla fragilità dell'osso e come conseguenza di questa fragilità la paziente è esposta al rischio di fratture, soprattutto fratture a livello delle vertebre e fratture a livello del femore, che a loro volta risultano invalidanti per le nostre pazienti. Il rischio di osteoporosi in menopausa è del 2,5% per ogni anno in cui la nostra paziente è in menopausa e quindi è un rischio, diciamo così, ingravescente. L'ultimo rischio a cui vanno incontro le donne in menopausa è il rischio cosiddetto metabolico.
In menopausa, a causa della carenza ormonale, cambia l'assetto metabolico, in particolar modo quello glicemico, con un aumento di rischio di insorgenza di diabete, e quello lipidico con una tendenza alla ipercolesterolemia. Abbiamo visto che i rischi della menopausa si accumulano nel tempo. È quindi importante parlare di questo argomento, parlare con le donne di menopausa, con lo scopo di aumentare le conoscenze e di prevenire l'insorgenza di questi rischi, attraverso anche dei percorsi di screening. Oggi esistono dei test che ci consentono di calcolare il rischio che una donna in menopausa ha di sviluppare complicanze cardiovascolari, di sviluppare osteoporosi, ma anche di valutare lo stato di benessere o meno di queste donne e aiutarle a vivere meglio questa fase della vita che le accompagnerà per molti e molti anni. Qual è, lo strumento in nostro potere? Sicuramente lo strumento dell'educazione e dell'informazione, ma per gestire la menopausa e le sue possibili complicanze abbiamo anche degli strumenti terapeutici. Esistono terapie non ormonali che possono essere utilizzate per esempio per la gestione dei sintomi vasomotori, piuttosto che per la secchezza vaginale, aiutando anche quelle donne che a causa di condizioni patologiche preesistenti, pensiamo per esempio alle donne con pregresso tumore al seno, non possono essere sottoposte a terapie ormonali. E poi abbiamo la famosa terapia ormonale sostitutiva, cioè l'utilizzo degli ormoni per compensare le carenze ormonali che sono tipiche della menopausa. Ebbene, questa terapia consiste nella somministrazione di estrogeni e progesterone piuttosto che di soli estrogeni alle donne in menopausa e ha dei grossissimi vantaggi. Si è visto che le donne in terapia ormonale sostitutiva hanno una riduzione del rischio di frattura da osteoporosi fino al 30%. Si è visto che le donne in terapia ormonale sostitutiva, se iniziano la terapia ormonale entro i 10 anni dall'insorgenza della menopausa e entro il compimento del 60° anno di età, hanno una riduzione della patologia coronarica dal 20 al 30%. Esistono dei rischi associati a questa terapia? Sì, ma rispetto ai vantaggi, che sono vantaggi nella vita quotidiana, nel rapporto di coppia, nella vita relazionale e nel rischio di insorgenza di patologie molto importanti, i rischi sono molto bassi. Si calcola che l'unico rischio sia essenzialmente quello legato all'insorgenza di tumore mammario, o meglio, il rischio più importante. Ebbene, se il rischio di una donna di sviluppare un tumore al seno è di circa 30 casi su 10.000 donne per anno, la donna che assume terapia ormonale sostitutiva aumenta questo rischio dello 0,08%, passando da 30 a 38 donne su 10.000 casi anno.